L'intervento che io farò questa mattina e che sarà poi integrato da una serie veramente molto ricca di interventi e di contenuti, ecco, cercherà un po' di inquadrare alcune delle ultime tendenze legate all'economia, in particolare al settore delle costruzioni. Quindi 2022 lo chiamiamo l'anno della resilienza. Vedete come il PIL, queste sono le ultime previsioni internazionali del Fondo Monetario dell'11 ottobre, ci dicono che naturalmente a seguito del forte rallentamento della Cina, ma non succedeva dagli anni 80 che crescevamo come la Cina in termini di PIL. Vedete come siamo cresciuti più della Francia, molto più di Giappone, Stati Uniti e Germania. Ecco, questo è un dato che non vedevamo da decenni sull'economia italiana. Ecco, vedete poi, se andiamo a vedere, sì, però poi è scoppiata la guerra, ecco, sono usciti però i dati le stime del terzo trimestre del 2022, quindi fatto 100, il primo trimestre del 2022, praticamente quasi per la gran parte non ancora interessato dagli effetti della guerra, e vedete come l'Italia in questi 2 trimestri, quindi in 6 mesi di guerra, è cresciuta molto di più di Francia e Germania. Questi sono i dati che sono stati inseriti nella prima versione della nota di aggiornamento del DEF, fatta da uno degli ultimi atti del governo Draghi, che ci mostra come il 2022, vedete, in termini di crescita del PIL, 2,9, ieri è stato varato dal governo un aggiornamento ulteriore con un'ulteriore crescita del PIL, vedete che è trainata dagli investimenti nelle costruzioni. Quindi questa particolare dinamica del PIL, ecco, lo tramutiamo in questo concetto di non solo super PIL, nel senso di prodotto interno lordo, ma anche di produzioni, investimenti e lavoro nel settore delle costruzioni. E vediamo quindi, se abbiamo adesso visto solo nel breve periodo cosa è successo, vediamo cosa è successo invece nel lungo periodo. Vedete? L'istogramma rosso ci mostra quanto l'edilizia ha cresciuto la produzione negli ultimi 12 mesi rispetto al 2019, vedete? Più 25,7% e schiacciatissima la Germania, addirittura in negativo Francia e Spagna. Quindi dal punto di vista della produzione un'ottima dinamica. Uno spunto positivo per il Veneto, vedete? Questo è l'imponibile della fatturazione elettronica nei primi 6 mesi e vedete come il Veneto cifra una dinamica di questo imponibile superiore rispetto alla media nazionale. Ecco, cosa molto importante, dietro il settore delle costruzioni c'è tutta una filiera che vediamo è andata molto bene. Quindi, vedete, i comparti manifatturieri del sistema casa più 7,9% a fronte di una crescita della produzione che si ferma allo 0,7% del manifatturiero. Stiamo parlando sempre di recupero rispetto al 2019. Vedete le attività immobiliari, uno spunto importante del 2% rispetto a un meno 0,7% del totale dei servizi. Altro problema, soprattutto quando un settore è incentivato con incentivi pubblici, il problema è che non attivi troppe importazioni, perché se attiviamo troppi acquisti dall'estero perdiamo del PIL, perché nella equazione del PIL esportazioni più, importazioni meno. Infatti adesso stiamo soffrendo perché importiamo molta energia che si è gonfiata tanto. Allora il problema è, ad esempio, incentivo sui pannelli fotovoltaici. Purtroppo non abbiamo una produzione domestica, li importiamo, no? Qui invece, vedete, allora, più 7,9%, i 20 prodotti manufatti per l'edilizia fanno più 20%. Questo è il saldo del commercio estero dei prodotti manifatturieri, vedete che ha visto una diminuzione nel 2021.
Questo è il saldo che rimane positivo dei prodotti per l'edilizia, vedete, più 6,5, più 6,5, più 6,7 miliardi. Quindi non attiviamo un saldo negativo. Quindi in termini di crescita l'incentivo che arriva su tutta la filiera non mi fa perdere PIL attraverso commercio estero. Questo è molto importante nella valutazione degli incentivi. Quindi PIL, produzione, investimenti, anche in questo caso vedete come gli investimenti rispetto al pre-crisi proprio ci distacchiamo in modo straordinario rispetto agli altri paesi. Occupazione, poi Anna Miazzo farà un interessantissimo focus sul Veneto. Vedete come dal punto di vista anche della tenuta sociale del mercato del lavoro, vedete i servizi sono stati fortemente colpiti dalla crisi pandemica. Adesso il 2022 stanno andando meglio, ma anche il 2021 sono in ritardo. Insomma, vedete che le costruzioni hanno tenuto a galla tutto il mercato del lavoro, addirittura con una maggiore accentuazione nel mezzogiorno, cioè in aree più deboli del paese. Quindi altro fattore importante delle politiche di attivazione sul settore dell'edilizia, quindi anche distributive su aree del territorio che sono più in ritardo. Lavoro, vedete, fatto 100 le ore lavorate, così non si discute non ci sono variazioni di prezzo eccetera, vedete più 12,4 in Italia, più 1,2 nel resto dell'Eurozona meno l'Italia. Quindi abbiamo avuto un trend di crescita di fattore 10 rispetto al resto dell'Eurozona, quindi dal punto di vista del lavoro assolutamente importante. Questa è la dinamica del valore aggiunto. Il valore aggiunto dei settori è la componente settoriale che alimenta il PIL. Vedete in fondo, quindi costruzioni e settore immobiliare in positivo, poi anche la ICT, perché la trasformazione digitale incentivata dalla pandemia ha portato in positivo anche la ICT, gli unici tre comparti che recuperano valore aggiunto. Quindi vedete che il recupero, l'avvicinamento rispetto ai livelli pre-crisi del valore aggiunto, vedete che è tutto dovuto anche in questo caso al comparto delle costruzioni. Linea celeste è la dinamica del PIL effettivo come è andata in questi 4 anni. La linea arancione è il PIL come sarebbe andato se avessimo avuto il tasso di crescita del resto d'Europa. Quindi se non avessimo avuto gli interventi legati a Next Generation EU che si sono tradotti nella spinta, nel booster del super bonus, e vedete che abbiamo recuperato nel quadriennio 1,8 punti di maggiore crescita del PIL. Ma in questa fase di rilancio stiamo osservando che nonostante l'Italia abbia una decisa maggior peso, vedete qui, di occupati nelle piccole imprese, addirittura più dell'86-87% in Italia rispetto al 75% della Germania e al 64% della Francia. Questa è la dinamica della produttività. La produttività significa il valore aggiunto per ora lavorata. Quindi i ricavi meno gli acquisti di materie prime, quello che compensa i fattori produttivi, per ora lavorata cresce del 10%. Ecco, altra cosa importante, le costruzioni, voi dite è un settore importante, abbiamo visto, attiva molti altri settori dell'economia, però è il settore più piccolo rispetto a manifattura e soprattutto servizi, che ormai determinano più del 70% del nostro valore aggiunto. Però vedete come nel Veneto questo relativamente più piccolo settore ha tenuto a galla l'economia. Queste sono le dinamiche del valore aggiunto su dati dell'Istituto Tagliacarne fra il 2019 e il 2021 per le province venete.
in termini, questi sono prezzi correnti, e vedete come il riquadro verde chiaro è il vostro settore. Quindi vedete come il settore più piccolino dell'economia è quello che ha dato il contributo più positivo, perché questi sono in positivo e questi sono i servizi che vedete contribuiscono dappertutto in termini negativi. Quindi vedete come, con differenziazioni fra le diverse province, ma con uno spunto vedete molto importante su Treviso e Vicenza, ecco, la tenuta anche sul territorio veneto è per il sistema delle costruzioni. Queste evidenze ci confermano che è assolutamente chiave. Prospettive dell'autunno, vedete com'è, quindi abbiamo parlato di un 2022 molto importante, davanti però abbiamo uno scenario più di forte rallentamento. Queste sono le previsioni da aprile ad oggi di dinamica del PIL, non ci sono quelle del governo di ieri, lo aggiorneremo nelle slide che vi renderemo disponibili lunedì, quindi metteremo anche l'ultima dinamica del PIL, che prevede nella valutazione che è stata fatta dal documento programmatico del governo l'ultimo trimestre con segno negativo, quindi il PIL del quarto trimestre 2022 rispetto il terzo sarà inferiore, quindi da questo punto di vista è in corso una frenata che, come evidenziato prima nell'intervento al Presidente Granelli, no? Raccontandoci il numero parossistico di modifiche alla normativa, ecco, vedete anche nel settore delle costruzioni, vera e propria locomotiva della ripresa, ecco, vedete che la produzione ci mostra 4 diminuzioni congiunturali negative, quella di agosto che però va sempre presa un po' con le pinze, anche se l'Istat destagionizza molto bene, però agosto è sempre un mese un po' particolare, e comunque in termini trimestrali abbiamo una diminuzione dell'attività. E vedete, e il Presidente prima ci ha stilizzato e possiamo ben capire i motivi che stanno dietro questo problema. È in corso, vedete, una frenata molto importante nelle aspettative di assunzione, soprattutto nel comparto manifatturiero, che è coinvolto da una progressione di lockdown energetici. Vedete come il settore delle costruzioni manifesta ancora un segno positivo. Dal punto di vista del lavoro, un grande problema che non sto a raccontarvelo perché lo vivete voi ogni giorno, ecco, è la difficoltà di reperimento del personale, che vedete è nell'edilizia è più alto rispetto a tutti gli altri settori per quanto riguarda il personale specializzato, e addirittura è 13 punti in più questa difficoltà di reperimento, superiore alla media nazionale. Non possiamo non parlare del credito, primo perché il settore è un settore money intensive, quindi in rapporto al valore aggiunto ha bisogno di più credito rispetto a molti altri settori dell'economia. L'inflazione ha superato la barriera psicologica del 10%, è sopra il 12 in Italia, ha superato il 10 anche in Eurozona, e la Banca Centrale sta stringendo più 200 punti base di crescita dei tassi, 98 giorni. Ecco, questi sono i dati che ha pubblicato Banca d'Italia nei giorni scorsi nel rapporto economie regionali. Ecco, il settore vostro è esposto maggiormente a questo caro tassi, dato che paga tassi in Veneto più alti rispetto alla media del nord-est e più alti rispetto le altre imprese del Veneto. I prestiti nelle costruzioni sono con il segno negativo, in controtendenza rispetto al più 1,2 della media Italia e rispetto al più 2,1 del totale imprese Veneto, però buon indicatore sulla qualità del credito nel settore delle costruzioni, che è sempre un settore che può essere oggetto di instabilità, e vedete che il tasso di deterioramento è inferiore sia alla media del nord-est per le costruzioni sia alla media Italia. Sta crescendo, vedete, già dall'inizio dell'anno il tasso sui mutui. Vado velocemente.
Incentivi e superbonus, l'abbiamo visto anche sul Corriere di oggi, le analisi fatte dall'ufficio studi di Confartigianato del Veneto ci dice che siamo arrivati a 5 miliardi. Ecco, è importante vedere, questa è l'attivazione che dà il superbonus sul valore aggiunto delle costruzioni, che noi sappiamo è fortemente trainante nel Mezzogiorno, ma dopo l'Emilia Romagna il Veneto è la seconda regione nel nord, e con l'effetto traino è 2,9 punti superiore alla media italiana. I prezzi, vedete, alla produzione nelle costruzioni sono in salita. Ecco, volevo mostrarvi una cosa che può essere di particolare interesse. Se rapportiamo la crescita dei prezzi rispetto al 2019, vedete che gli edifici non residenziali sono cresciuti i prezzi di più degli edifici residenziali, perché sugli edifici non residenziali, pensiamo a capannoni mobili produttivi, ha contato molto di più anche il caro commodities non energetiche, metalli eccetera, che abbiamo avuto già all'inizio del 2021. Prezzi, quindi la spinta dei costi dell'energia, quindi il settore è meno energivoro nel senso dell'utilizzo, ma voi utilizzate tutti i prodotti che per farli serve una montagna di energia. Allora siete più esposti al caro materie prime, perché per fare i prodotti serve molta energia, e infatti vedete che più serve energia, si è spento il laserino, eccolo qua, più serve energia, più crescono i prezzi alla produzione. Questi sono i prezzi alla produzione dei vostri settori, e vedete che crescono i manufatti dell'edilizia 7 punti in più circa della media della manifattura. Per fare, vedete, i 9 prodotti con la crescita superiore alla media, l'intensità energetica è 2,7 volte il resto del manifatturiero. Insieme alla crescita dei prezzi dei prodotti per l'edilizia, crescita dei prezzi della manifattura, cosa avete trovato come difficoltà che segnalate quotidianamente? La difficoltà, cioè ostacolo alla produzione dalla scarsità di materia prima. Quindi anche pagandole di più, questi prodotti sono più difficili da trovare. Perché? Anche perché in questo momento sono in corso in settori di produzione di prodotti per l'energia lockdown energetici, quindi la domanda di gas nel settore manifatturiero si sta riducendo del 12%, e dentro ci sono, fra questi settori utilizzatori, molti prodotti che abbiamo visto nella slide precedente. Concludo riprendendo quello che diceva Bruno. Quindi questi interventi oggi si collegano al settore dell'energia, non è il settore delle costruzioni, ripeto, non usa direttamente l'energia, ma è un player fondamentale per il risparmio dell'energia, per efficientare l'energia. Quindi adesso stiamo andando così dal punto di vista dei prezzi dell'energia, quindi sembrerebbe questa bolla scoppiata, ma in realtà questa bolla dipende da una guerra, e quindi siamo esposti ancora a un rischio di interruzione delle forniture di energia dalla Russia, che ci porterebbe in recessione per 1,5 punti di PIL. Quindi abbiamo, come dire, un rischio dietro la porta che dobbiamo valutare con grande attenzione. Vedete che la crescita dell'inflazione in Italia è molto più severa rispetto all'Eurozona, ma vedete cosa sta succedendo? Noi per fare energia elettrica usiamo molto più gas rispetto agli altri partner europei, e vedete come l'ultimo confronto a settembre ci dice che l'energia elettrica in Italia cresce del 103% contro il 36% della media UE. A ottobre, questi sono i dati pubblicati nei giorni scorsi, siamo al 200%. Il gas è arrivato al 100%, non contiene questa limatura che ha fatto l'ARERA del meno 12% sul mercato di tutela del gas, che non interessa pressoché non è di interesse per le imprese ma per le famiglie. Quindi vedete come le famiglie sono sotto stress. Concludo arrivando a dire che queste politiche di incentivazione
devono proseguire, devono avere un respiro di lungo periodo, proprio perché diventano strategiche per risparmiare energia. Guardate un po', questi sono dati italiani. 40% delle emissioni di CO2 deriva dagli immobili e dalla filiera. Non solo, abbiamo una più alta esposizione, il 40,5% dei nostri consumi di energia degli edifici dipende dal gas russo. Quindi, questo è il dato del 2021, naturalmente adesso è sceso, ma questo è un rapporto dell'Agenzia Europea dell'Energia uscito una settimana fa che ci ha dato questo confronto. Poi andiamo a vedere, 46% dei consumi di energia in Veneto derivano dal settore civile, in cui naturalmente abitazioni e immobili commerciali. Siamo al terzo posto fra le regioni italiane per l'intensità di uso di gas di famiglie e imprese e, conoscendo le umidità padane, siamo al primo posto per intensità di utilizzo del condizionatore alta nei mesi estivi. Quindi siamo esposti, abbiamo anche delle condizioni climatiche in Veneto che incentivano la crescita della domanda di energia. Abbiamo peraltro avuto una crescita di quasi 13 miliardi di euro di risparmi dal febbraio del 2020, risparmi che voi sapete, tutti noi sappiamo, si stanno deprezzando con l'inflazione che viaggia a doppia cifra. Quindi oggi è assolutamente importante, ecco, il veicolo dell'incentivo può favorire un dirottamento di questo incremento di risparmio su investimenti produttivi che, come abbiamo visto, non attivano importazioni, hanno tutta una serie di attivazioni sull'indotto, tenendo conto che negli ultimi 12 mesi 2,2 miliardi in più è il caro bollette, cioè l'aumento del costo di energia elettrica e gas per le famiglie venete, che risulta pari al 2,4%. Come dicevo, i prossimi appuntamenti sono 22 novembre, il rapporto annuale per l'Assemblea, faremo un focus specifico anche su quelle che saranno, diciamo, come si andrà a delineare la prossima manovra di bilancio, ecco, sulla quale tendo a sottolineare una cosa, nel rapporto che stiamo scrivendo, adesso ci sarà l'aggiornamento questa settimana da parte della Commissione Europea, ma credo che non cambieranno molti dati. Siamo al secondo posto per spesa pubblica sul PIL in Europa, solo dietro alla Francia. Andiamo a vedere la qualità dei servizi pubblici, precipitiamo al 24° posto. Quindi interventi di efficientamento sulla spesa, come quella della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che adesso discuterete, è fondamentale perché uno attiva investimenti che hanno maggior moltiplicatore fiscale e quindi mi producono più PIL. Secondo, aumentano la qualità dei servizi pubblici. Cioè non è solo un'operazione immobiliare, è un'operazione che mette insieme il capitale con cui si fa il servizio pubblico con quello che è il lavoro. Lavoro sappiamo, abbiamo personale anziano, problemi di turnover, di efficienza, produttività, però la parte capitale è assolutamente fondamentale. Quindi l'azione e l'intervento che qui in Veneto, su cui avete acceso il faro, è fondamentale perché ci consente di ottimizzare la seconda spesa pubblica europea. Sul sito c'è anche il tag edilizia, quindi potete seguirci su tutti i lavori che l'Ufficio Studi predispone per l'edilizia e vi ringrazio per l'attenzione, è stato un piacere. Grazie.